Ok. Coach Nini Gebbia, oggi vittoria un po' sudata nel primo tempo e comunque primo posto matematico. Sì, oggi vittoria, ma oggi pessima partita, almeno per 3/4 della gara. Abbiamo subito le loro iniziative sia in attacco che in difesa, provando a trovare la soluzione più che con le forzature piuttosto che con il ribaltamento di palla, il movimento, la palla dentro, eccetera. Nel quarto siamo riusciti a chiudere meglio in difesa le loro iniziative e a trovare qualche canestro magari in contropiede, questo poi ha fatto la differenza. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare per i playoff a questo punto? Ma sicuramente se non riusciamo ad avere un rendimento più elevato sia in attacco che in difesa faremo molta fatica. In ogni caso entusiasmo dall'altra parte invece squadra abbastanza giovane. Per quanto riguarda le ultime 3 partite, avete una in casa, 2 in trasferta, cosa ti aspetti? Una reazione diversa dalla squadra? Ma noi dobbiamo continuare a giocare, adesso siamo matematicamente primi, però poi tu sai perfettamente che nel playoff si azzera tutto e se sbagli una partita in casa rischi di restare fuori, quindi dobbiamo recuperare, diciamo, la nostra intensità difensiva, un maggiore equilibrio in attacco e più precisione anche nelle conclusioni. Va bene, grazie mille coach. Grazie a voi. Presidente? Va bene, io non c'entro nulla. Mi ero già messo il giubbino, scusate, qua c'è particolarmente freddo. Allora, finalmente ci siamo riuniti tutti e tre. Gli spettacoli a teatro li annunciamo i prossimi, no, comunque ci vediamo prossimamente, vediamo il calendario. Quindi la Rainbow è stata una partita in casa qua alla fine, Gravina sì. Ancora ce ne sono un bel po', quindi ci vedremo. Esatto. Va bene, da Basket Catanese, quindi un saluto, esatto. Grazie per averci seguito e una buona serata. Ciao a tutti.